Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Allora, abbiamo capito una cosa importante in questi ultimi anni, che è che la competitività delle aziende diciamo, non dipende soltanto dal fatturato o dai volumi, ma dipende molto dagli shock e da come l'impresa riesce a reagire e rimanere solida di fronte all'aumento dei costi di materie prime piuttosto che dell'energia. Ecco, questa non è soltanto teoria, ma è veramente una difesa della marginalità, dell'EBITDA, si allungano i cicli finanziari, capitale circolante. Ecco, cosa può fare una banca, BWR, Banca Veneto Centrale, per accompagnare le imprese in questa sfida? Tre aspetti. Uno, il supporto agli investimenti, il supporto agli investimenti strategici per l'impresa, quindi l'efficientamento energetico piuttosto che l'innovazione tecnologica, eccetera. La banca deve essere presente con finanziamenti coerenti, con ritorno agli investimenti, ma soprattutto sostenibili con i flussi di cassa che l'azienda riesce a generare, e anche accompagnare l'impresa, accompagnarla, diciamo, se ci sono incentivi o contributi a disposizione. Questo è il ruolo fondamentale. Altro aspetto, rafforzamento, diciamo, la banca deve lavorare in sinergia con le imprese e anche con i professionisti, perché dobbiamo lavorare insieme allo stesso tavolo per mantenere... Ed è un rapporto migliorato in questi ultimi anni, sì, quel trittico banca, impresa, professionisti? Sì, molto molto migliorato. Quello è migliorato tantissimo e magari ne parliamo fra un secondo su quell'aspetto, che vorrei fare proprio un punto dedicato. Dicevo, rafforzare, lavorare insieme per mantenere e migliorare l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa. Questo è fondamentale, con strumenti operativi. Ne cito uno che magari aziende utilizzano, ma non tutte, che è il factoring. Factoring prosoluto, che consente di neutralizzare la possibilità degli insoluti, ma anche migliorare gli indicatori finanziari. Quindi questo è uno strumento da utilizzare. Sostegno ai percorsi di crescita internazionale. Alle aziende, agli imprenditori che lavorano con l'estero interessa capire nuovi mercati, nuovi clienti e soprattutto incassare in maniera sicura. Quindi rischio mercato, rischio controparte, rischio contrattuale, rischio valutario. Ecco, noi banca possiamo accompagnare le aziende in questa gestione complessa. Ecco, direttore, a proposito di accompagnare, la provincia di Vicenza è notoriamente a forte vocazione internazionale. L'export delle imprese è la voce più importante, una delle prime a livello nazionale. Ecco, come una media azienda, una grande azienda del Vicentino può affidarsi a una banca del territorio? Allora, le nostre imprese, che siano piccole, grandi o medie, ormai giocano la partita nel mercato globale, tutte quante, l'ha appena detto lei giustamente, e la domanda quindi è giusta: perché una banca del territorio? Cosa può fare una banca del territorio? Noi abbiamo anche qui delle peculiarità, conosciamo l'imprenditore, la famiglia, la storia imprenditoriale, e quindi un'impresa nei momenti di shock forse preferisce avere un interlocutore conosciuto piuttosto che un interlocutore che va a vedere i numeri, magari i numeri dell'ultimo trimestre. E quello diventa fondamentale, avere questo rapporto diretto, sempre nel rispetto della normativa, chiaramente. E quindi noi come banche territoriali abbiamo una filiera corta e capacità decisionale molto veloce. Quindi siamo snelli, veloci, operativi, con risposte concrete, anche dire certi no, ma dirli in maniera molto veloce. E completezza dell'offerta, quindi noi siamo una banca che può fare tutto, nel senso, non è perché siete una banca del territorio, no, siamo una banca come le altre, la differenza nostra è come facciamo le cose. Quindi gli strumenti ci sono, tutti, per il trade finance, se parliamo di estero, su coperture cambi, ma ci sono strumenti anche molto molto importanti che li vediamo. Noi collaboriamo con SACE, con Simest, strumenti di capitale fondamentale. Come banche di credito cooperativo noi siamo all'interno della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, sia nel lato mini bond, quindi canali alternativi al sistema bancario, sia nel lato di emissione di capitale nell'impresa. Quindi se un'impresa vuole crescere, acquisizioni, M&A, ci siamo con la nostra capogruppo Cassa Centrale, siamo su questo aspetto e diciamo Veneto Sviluppo entra nel capitale e poi esce dopo 4-5 anni. L'imprenditore mantiene sempre il controllo perché si entra in quota di minoranza. Un'ultima battuta, abbiamo quasi esaurito il tempo, abbiamo poco più di un minuto. Direttore, lei l'ha accennato prima.
si è modificato in questi ultimi anni il rapporto della triade, cioè banca, impresa, professionisti. Qui abbiamo molti imprenditori ma anche molti professionisti, credo che sia interessante la risposta. Sì, allora fino a qualche anno fa era una relazione prevalentemente a due, impresa-aziende. Da molti anni il rapporto con i professionisti, siano commercialisti, avvocati, o diciamo consulenti, è molto migliorato. Io sono convinto che se riusciamo a sederci allo stesso tavolo e ci mettiamo insieme, e ho preparato una slide su questo aspetto, e abbiamo un obiettivo comune che è il bene dell'azienda e riusciamo, diciamo, a essere trasparenti tra di noi, ecco, lì cambia il dialogo, cambia radicalmente, perché allora i numeri che ci sono diventano strategia e non sono soltanto documenti da presentare in banca. E il piano industriale, se è condiviso, diventa credibile, diventa sostenuto e la banca non deve più valutare l'azienda perché già la conosce, già l'ha compresa, e quindi anche il credito non è soltanto un dibattito o un problema di linea di credito, di condizione e una trattativa, ma diventa una conseguenza di un piano strutturato. Questo è fondamentale. Se riusciamo a fare questo vinciamo tutti. Noi abbiamo bisogno di aziende non perfette, ma di aziende che siano aperte, che abbiano degli obiettivi insieme ai propri professionisti. E chiaramente le imprese hanno bisogno di un interlocutore che sia altrettanto aperto e che abbia voglia di sedersi al tavolo con loro e che non sia l'interlocutore che dice sì a una richiesta, ma se dice sì sia anche quell'interlocutore che accompagna l'impresa nel tempo. Grazie a Claudio Bertollo.